Noi stiamo investendo su numerosi centri di formazione in tutta Italia. Ovviamente il Nord-Est non poteva non avere un centro di eccellenza ospitato all'interno del sedime del comando, frutto di una sinergia interistituzionale, ovviamente su l'intervento del Ministero dell'Interno, grazie anche alla provincia che si è fatta disponibile per fare la stazione appaltante. Queste sinergie ci consentono di arrivare più veloci alla meta, fornire al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Veneto, ma anche delle regioni limitrofe, un polo formativo che ospiterà circa 50, che ha la possibilità di ospitare circa 50 discenti, ma anche il centro, il ricovero dei mezzi di colonna mobile regionale, quindi importanti in caso di calamità medie o grandi. Senz'altro un investimento importante. Noi riteniamo che dalla formazione del personale costante, sempre di più alto livello, derivi una maggiore sicurezza per le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che fanno ovviamente, come è noto, un lavoro abbastanza pericoloso, e ovviamente si eleva anche la qualità del servizio e quindi la sicurezza dei cittadini sul territorio strategico per la nazione come quello del Veneto.